Sono arrivate questa mattina alle 11 all'ospedale Ca' Froncello di Treviso le prime dosi del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Il via, il primo step di questa attesissima fase, è avvenuto con la vaccinazione di due donne appartenenti allo staff sanitario dello stesso ospedale. Al momento era presente anche il governatore della regione del Veneto, Luca Zaia. Se un anno fa avessimo avuto un vaccino, oggi non saremmo qui a fare questo bilancio. Lo possiamo dire senza ombra di dubbio, nel rispetto delle idee di tutti. Vorrei ricordare a tutti che si è fatta la scelta della volontarietà, però è giusto che io vi dica anche che l'immunità di gregge con questo vaccino la si raggiunge col 65% dei vaccinati. Vorrà dire che ancora una volta chi si vaccinerà lo farà per se stesso, ma anche per quelli che non possono o non vogliono vaccinarsi. Questo è un doppio atto di solidarietà. Nel corso della conferenza è stato ricordato che il prossimo step riguarderà in particolare le case di riposo, sottoponendo al vaccino sia gli anziani che gli operatori. È una giornata bellissima, io direi straordinaria, è una giornata che ci fa vedere finalmente, grazie alla vaccinazione, la fine della pandemia. Quindi una giornata, io lo dico proprio, di speranza, una giornata che ci dà la possibilità, sia per noi operatori sanitari, sia per la gente, di vedere un futuro dove questo virus non ci sarà più. Quindi io sono felicissimo di questo e mi auguro che poi tutta la popolazione accetti il messaggio positivo che arriva, che è quello di vaccinarsi per evitare di contrarre il virus. Il parere del pubblico nel frattempo si divide tra chi vede il vaccino con totale serenità e chi invece con un certo sospetto. Come ho detto prima, credo fermamente nella ricerca scientifica e credo assolutamente in questo vaccino. Se non facciamo la vaccinazione credo che sarà molto difficile uscire da questa pandemia e quindi non solo per me stessa ma come esempio, e come diceva il Presidente prima, la vaccinazione in questo caso non la si fa solo per noi ma la si fa per tutti. Sono stata invitata e ho accettato questa sfida, un po' per l'età che ho, che vengo considerata a rischio, un po' perché credo comunque che si debba fare qualcosa. Se questo vuol dire cambiare il modo di vivere, penso che sia la scelta giusta.